E oggi all'Hot Corner chi è venuto a trovarci? No, dico, chi è venuto a trovarci? Chi? Chi è venuto? No, Antonio Bannò. certo. Antonio Bannò, direttamente da Cannes, cioè non è che è qui all'Hot Corner, cioè da Cannes all'Hot Corner. Sì, in macchina. Senza passare manco da casa. In macchina. Allora, riassumiamo, sei stato a Cannes-Série Sì. con Christian, Sì. dove sei uno dei protagonisti, serie che vedremo a gennaio su Sky, che ha vinto tra l'altro il premio per le colonne sonore di Giorgio Giampà. E com'è andata? Raccontacelo. Allora, partenza... Dall'inizio, parti dall'inizio proprio. Dall'inizio? Pronto? Sì? Eh. Siamo a Cannes, ma dai. Con Stefano lì, Lodovichi, che organizza questo aperitivo, ragazzi, vi devo dire questo, andiamo a Cannes. Facciamo una cosa, ammazza, una cosa incredibile. Ok, organizziamoci per andare a Cannes. Vai, non vado, non vado, dai, si alla nota fine. di più se non vado. Bravo, bravissimo. Poi ho detto, vabbè, dai, quante volte... Quante americane? No, magari può essere, però dico adesso, quando ti ricapita, Esatto. e quindi Pandino GPL. GPL Partenza. che risparmi anche sul consumo. Giusto, 190 euro andare, 190 euro a tornare, perché ci dobbiamo mettere anche il cibo. Stavo da solo, sì. Partenza alle 6:40. BlaBlaCar, almeno smezzavi. Sì, poteva essere, però sai l'emozione di andare lì. Poi la cosa, io volevo dormire in macchina. Però scusa, dove hai parcheggiato? Ecco, questo. Parcheggio San Jupiter. C'è una salassata di parcheggio? Sì, erano tipo 7 piani di parcheggio e stavo almeno 6, quindi poi tutto a salire con sta valigia, il vestito, vabbè, è stata una cosa esilarante. Però volevo dormire lì, in macchina. Poi ho detto, forse è troppo. Forse fa troppo, dai, fa troppo attore. Fa troppo attore, cioè, sì, troppo bohemian. Dentro No? nel metodo, talmente nel metodo. Allora no, ho preso un albergo, ho dormito in albergo. Comunque andiamo lì, bellissimo, pink carpet, anzi prima... Pink, perché poi non è red a No, Canseria. è vero, pink, bellissimo. Che bello però, poi con la scritta dietro. Guarda, era veramente bello, Sì, tutti fotografia. Bellissimo. Poi vabbè, l'emozione di entrare in sala dove ci sono stati dei filmoni. Esatto, i primi 2 episodi. Primi 2? Tu avevi già visti? No, perché io ho un Quindi regista... l'emozione anche di un regista... Cioè, no, io ho un regista che è un bastardo, diciamolo, che sì, possiamo dire, tanto Tanto non non è ci qui, senti, non è, ma- sì, ma voglio dire, che non ha fatto vedere nulla. Quindi tu ti siedi in sala. Sì, con la caghettina, che sei lì che dici, ma magari chissà, t'hanno tagliato, capito? Ci sono 3 secondi. dici, ma chissà che ho fatto anche, e invece Qual è la reazione? è che è una serie bella, Ti è piaciuta? molto, mi è piaciuta molto, ma è tutto... È cioè, quando mi diceva, io ho parlato poi con Stefano, mi ha detto, guarda, è come se tutti fossero... È Un'amalgama. sì, proprio fatto... Cioè, ognuno è giusto nella sua parte, anche il piccolo ruolo. C'è lo zingaro, c'è la scena di... Si può dire? Sì, si può dire. C'è la scena di questo zingaro, io ho detto, ma questo dove l'abbiamo trovato? Cioè, questo è perfetto. Beh, lì c'è un casting. Sì, Ci fosse qui il regista potremmo C'è il dire casting che è Davide Zurlo, che adesso io lo devo mettere in mezzo, perché finiti alle 2:45, tu sai che a Cannes c'è il casino. Adesso faccio questa e faccio, vabbè, da. Tu dici, ho risparmiato col pandino GPS, magari. Adesso investo. Andiamo al casino. Quindi siamo andati al casino, stavamo casting, sceneggiatore, montatore e vabbè, altri 2 attori. Abbiamo detto, vabbè ragazzi, andiamo là, 50 euro ciascuno, mettiamo tutto sul rosso. Come va? Abbiamo vinto o no? No. No, però vuoi mettere la questione di dire... Cioè, è stato incredibile. Chissà se avresti vinto. Avremmo fatto un sacco di... Bello. Sì, sarebbe stato divertente. Siamo rimasti lì fino alle 3 a buttare i soldi, sostanzialmente. Ma scusa, tu però delle 6 puntate, perché saranno 6, ne hai viste 2, giusto? Sì. Le altre 4 non te l'ho fatto vedere ancora. No, ma io ho detto Quando che il nostro vedrai- regista è... sì, così. No, mi dispiace che non ci sia qui, però. Veramente, guarda. Senti, però tu Antonio sei a Roma anche alla festa del cinema Venerdì. con Vita da Carlo. Sì, Come grande. ci sei finito? Vita da Carlo è la serie Bellissimo. in cui Carlo Verdone interpreta Carlo Verdone e racconta la sua vita più o meno assurda. Come ci sei finito? Con un provino. Ho fatto un provino e il provino è stato bellissimo perché quando si incontrano questi i grandi, cioè tu vai a fare un provino, ti presenti là e fai il provino. No, quando incontri, che ne so, c'è Carlo Verdone oppure me, allora c'è la colazione. Quindi tu entri dentro e ci sta il cornetto, il caffè, e tu dici, ammazza come ti trattano bene qui. Quindi prendo sto cornetto alla crema
mi metto a mangiare, dice guarda tanto c'hai tempo che Carlo ancora non è arrivato. Allora dico vabbè allora mi fumo una sigaretta, bevo il caffè con sto cornetto, sto di Cioè, fuori. ti sbrachi proprio, Sì, stavo là così con sto wow. cornetto, a un certo punto arriva Verdone, faccio oddio. Allora butto la sigaretta sul posacenere, sto cornetto Tu lo non l'avevi guardo. mai incontrato prima? Mai nella vita, stavo con sto cornetto così con la crema, faccio la finta, noi faccio vola uno schizzo di crema sul muro con Verdone che rimane così. Io, oddio, prendo la manica, faccio aspetta, appoggio questo per terra, prendo la manica, poi faccio no, è perché lui non mi saluta, fa tipo entra, io ho detto ho rovinato tutto, è finito tutto. Entro dentro la sala, mi guarda e mi fa senti, il personaggio è quello che hai fatto fuori, quindi per me sei tu. Così? Io faccio, come? Fa, questo è il provino più breve della tua vita. Vai, esci, sei tu. Cioè praticamente tu ti sei provinato da solo. Cioè il tuo inconscio ti ha Sì, messo poi nella vabbè, questa condizione, ce la raccontiamo così, poi La chissà in realtà... cialtronata Cioè, totale. cioè, No, dai, una così, cialtronata. beh, in realtà poi ho dovuto fare altri 7 provini dopo, però mi è piaciuto in realtà tutto questo che è stato... Certo. Cioè lui ha capito proprio quella goffaggine Esatto, era quella, tua. era... Bello, ma che parte fai poi? Puoi dire? Sì, faccio La parte di? il fidanzato della figlia di Verdone, Ah, ok. che La però... figlia è la figlia o viene interpretata La un'attrice? figlia è Caterina De Angelis, Ah, ok. che è in realtà figlia della Bui. Ah, ok. Ah, ma sì, certo. Quindi è stato tutto un infiglio di figli. Quindi tu fai il fidanzato della figlia Sì, di... che però diciamo che fa un rapporto con Carlo di un certo tipo, insomma, che diventa una specie di confidente, diventa una cosa... Come è stato stare sul set? In soggezione? Cioè comunque, vabbè, penso che tu sia cresciuto come tutti. Sì, infatti è stato quello è incredibile, che tu lo vedi e poi... Però posso dirti veramente una persona splendida, cioè veramente splendido. Cioè gli vuoi proprio bene, cioè... Non so, è un uomo d'oro, ecco. E poi gli aneddoti. Poi quando parte con la miniera. Che tu vai là e gli fai, senti scusami, ma quella volta me la racconti? Mi racconti Quella volta quando... con David Bowie che ti disse... Ma poi lui mi ha tappezzato, siccome parla della sua vita, ha tappezzato la scenografia della casa con i suoi oggetti. Quindi c'erano gli 8 Davi di Donatello, certo. i 7 nastri d'argento, tutte queste, e le fotografie. E c'era questa fotografia di Verdone, Troisi e De Sica in barca a vela. Io ho detto, vabbè Carlo, scusami, ma cioè, raccontami un attimo. Me ne vado, dai. Cioè, ma mi racconti che cosa è successo lì, perché voglio saperlo, perché... E vabbè, poi quella Vabbè, non si può è dire, un'altra però storia, esatto, vabbè. queste sono cose bellissime. Bellissimo. Senti Antonio, tu poi puoi dire qualcosa dell'altro progetto o no? Io non lo so, Non quindi lo sai, taccio. quindi taccio, meglio. Sì, che però nel dubbio... un film... Vabbè, un altro film. stai girando un altro film. Sì. Diciamo che le cose vanno bene per Antonio Bannò, possiamo dire? No, mi gratto. Ci Le grattiamo? cose vanno. Vanno. Neanche poi... Poi di, infatti, Dai, cioè, hai fatto. niente. Una Quindi, serie a Cannes, una roba con Carlo Verdone. basta. Senti, chi è il tuo attore preferito, Antonio Bannò? La risposta la so, ma devi ridirla Ok. e motivarla. Ugo Tognazzi. Però tu Perché... sei giovane per dire Tognazzi, è questo che mi colpisce. Perché io avevo un grande nonno, che era un grande appassionato di Tognazzi. Ah, Perché tra tutti quelli, cioè lui diceva che Sordi lo faceva sentire male, perché gli stava antipatico. Io adesso mi falcio. no, beh, che si capisce, perché metteva comunque la berlina Sì, un certo lui italiano medio, no? non gli piace. E invece Tognazzi sì, gli piaceva perché comunque era sempre un po' furbetto, capito? Faceva sempre questi ruoli un po'... E poi era innamorato del vizietto, mio nonno. Ah. Quindi a me l'ha fatto vedere così tante volte che io ho detto, vabbè nonno, sì, hai ragione, è il migliore di tutti. Tanto il vizietto con Michel Serrault. Esatto, c'è una cosa incredibile. E poi vabbè, lo amo perché per me è veramente uno dei più grandi attori che ci abbiamo avuto. Cioè, Ma il film preferito tuo qual è? Proprio il vizietto o c'è qualcos'altro? mi piacciono molti film quando ha fatto il sodalizio con Ferreri, pure lì tutte quelle storie incredibili che lui voleva, cioè si è ritrovato Madonna, per caso, sì. si è ritrovato per caso il copione e lui l'ha letto, ha detto ma questo è un genio. Quindi non lo so, forse la grande abbuffata, non so dirti, però quei film lì sono proprio qualcosa che dico, ma questi erano due matti, ce li amo. Veramente. Tra l'altro nel documentario che è uscito su De André, Sì? c'è il figlio, c'è Cristiano che racconta di queste serate nella loro casa in Le Sardegna scene. con Ferreri, Tognazzi e Paolo Villaggio che facevano, ognuno andava sul palchetto a fare... No, vabbè, volevo essere una mosca. Esatto. Senti Antonio, siamo qui in una profumeria, volevo chiederti a che profumo associ il set quando sei sul set? Anzi, quello di Bella questa Christian proprio, cioè il set di Christian.
Il set di Christian è di ascella pezzata. Beh, è una cosa... No, vabbè, proprio sai quell'odore. lavoro... Sì, cioè probabilmente se adesso No, per rispetto nei tuoi esatto, confronti. rispetto dell'hot corner. Esatto, però penso che un po', ecco. È quello? Beh, quindi lavoro duro, fatica... No, più che altro No, proprio... l'ascella di puzza, cioè proprio quella puzza proprio neanche d'ascella. di fatica, proprio puzza No, d'ascella. l'ascella, cioè proprio quella. Vabbè, con questa immagine poetica andiamo all'ultima domanda, che è il giochetto finale dell'hot corner. Questa sera parti per un'isola deserta. Sì. In valigia puoi mettere un solo film. Qual è? E anche qui, io dico Il Gladiatore, Perché? perché quello è un altro di quei film che ho consumato il VHS. Ah sì, eh? Sì, sì. Perché, ecco, vedi, stanno a tirare le cose. Ecco, perché ti senti? stanno... No, veramente mi emozionava tanto quando ero bambino, proprio macismo puro, lo so, però è Sì, veramente... beh, poi la colonna sonora, no, vabbè, ci sta Russell Crowe, dai, non si discute. No, era lì, era bellissimo. Fantastico. Volevo essere lui. Tutti volevamo essere Russell Crowe. E con questa, Antonio Danno, all'hot corner, tu vai che noi ti seguiamo. Vado. Vai. Vado. Oh, grazie di tutto. Grazie mille. Ciao Antonio.